E la crisi non risparmia l'edilizia, 26.000 occupati in meno dal 2008 a oggi, 500 imprese chiuse nell'isola nel 2014. A lanciare l'allarme è la Confartigianato e invertire il trend negativo è l'obiettivo del progetto ICO presentato dall'assessore del lavoro Virginia Mura. Ce ne parla Barbara Romano. La crisi economica in Sardegna morde anche l'edilizia. Continua a marcare segno meno il trend delle imprese edili sull'isola, che registra la perdita di 26.000 occupati dal 2008 a oggi e 500 imprese chiuse nel 2014. Sono gli ultimi dati della Confartigianato, che colloca la Sardegna tra i fanalini di coda dell'Italia. Ed è poco consolatorio che i risultati siano leggermente migliori rispetto alla Calabria, alla Sicilia e al Molise, perché c'è poco da sorridere quando l'occupazione nel settore edilizio registra un calo del 42%, a fronte di una media nazionale che si attesta sul meno 24,1%. In pratica gli occupati sono passati da 63.500 del 2008 a 36.521 del primo trimestre di quest'anno, con una perdita secca di 26.484 unità. Alla fine del quarto trimestre 2014 si registravano 18.911 ditte edili, di cui 11.235 artigiane. Quest'ultimo comparto tra il 2013 e il 2014 ha perso 496 unità. Per aggredire la crisi che attanaglia anche il comparto edile, stamattina a Cagliari l'assessore regionale del lavoro Virginia Mura ha presentato il progetto ICO, che prevede diverse iniziative rivolte alle imprese e ai lavoratori dell'intera filiera delle costruzioni.